Buongiorno da Leandro Maggi, qua siamo ad Adria, siamo nel covo segreto di Bobo Balbuiani. Ciao Massimo, come stai? Ciao Leandro, ciao a tutti. Ma guarda, io sono rimasto illuminato, ma quante coppe hai qua? Qua c'è la mia storia che parte dal 74, come ti ho fatto vedere che sono stato la prima coppa importante campione provinciale di motocross a insaputa di mio papà che l'ha letto sui giornali il giorno dopo, alle ultime coppe Rally di Adria, l'ultima esperienza che ho fatto anche in pista vincendo la 24 ore più volte con gli amici del team. Diciamo che ci sono 30 anni di storia motoristica a cui sono particolarmente legato. Ho raccolto tutto nel periodo di lockdown, non sapevo cosa fare, ho detto beh, insomma, piuttosto di averne un po' di qua un po' di là, mi sono ho ricostruito questa camera che ricorda un po' tutto il mio passato. Ma quanto ti manca le gare? A parte che tu sei sempre in gara, fra poco entrerai nell'agone politico perché ti presenterai ancora una volta come sindaco di Adria, quindi la competizione è nel tuo DNA. Sì, ecco, la sana competizione è nel mio DNA. Io ho sempre avuto nel mio DNA la passione per le auto, che ho trasmesso. Mi ha insegnato moltissimo la disciplina sportiva, dove vige assolutamente il rispetto e la passione, il rispetto delle regole, la passione, e normalmente ci metti sempre il cuore, che sono le tre parole cardini del mio anche progetto politico. Quest'anno sì, ci riproviamo, siamo in 4 da quello che ho capito. C'è il centrodestra avrà 2 candidati, il centrosinistra ne avrà altri 2. Noi abbiamo fatto una partnership con Lega, Forza Italia, noi moderati, Bobo Sindaco naturalmente e i cantieri, che è la nuova lista di Federico Simoni. Siamo pronti, tra il 14 maggio si vota e siamo qui. Nel frattempo tu stai ammirando questa mia storia, che ci sono delle coppe poi molto importanti. C'è una coppa che ho vinto con la 037 a Rally di Verona, 3 campionati italiani là che sono ben messi in evidenza da queste piccole coppe di argento. Insomma, diciamo che ho scritto delle pagine importanti nell'ambito triveneto. Tra l'altro sono anche nella chat di H24, che è una chat che raccoglie praticamente i rallisti degli anni 80, 90, 2000 e anche gli ultimi, in cui c'è anche il famoso Michi Biasion, Franco Cunico, tutte persone che hanno comunque scritto pagine importanti nel rallismo. Domanda scontata: è più facile gareggiare in macchina o in politica? In macchina, sicuramente. In macchina. Sono molto più leali gli avversari nel mondo sportivo, o almeno per la mia esperienza, insomma. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Adesso noi facciamo ancora una carrellata. Quante sono le coppe che centinaia? Sono circa un centinaio, ne ho ancora, ti ho fatto vedere che ho qua qualche scatolone messo via, le ho raccolte, le ho messe qui. Qua ci sono l'ultima gara che ho fatto, che purtroppo si è conclusa non bene, il Rally Legend. L'ultima gara importante, siamo nel 2008 col Cadete, io e Gianluca, e a 3 km dalla fine abbiamo fatto un ribaltone di quelli che di solito io sono sempre uno di quelli che ha sempre portato la macchina a casa. Quella volta invece mi sono un po' deconcentrato, evidentemente stavo pensando già ad altre cose e non ho ascoltato bene la nota che il buon Gianluca mi stava dicendo. Ma ti sei mai fatto male? Domanda. No, nei rally no, abbiamo fatto 2 o 3 incidenti, mi ricordo a Rally di Pescara partivamo col numero 1, abbiamo fatto un capottone incredibile, siamo strisciati 40 metri con la capotta con le scintille che brillavano, però non ci eravamo fatti nulla, ci siamo fermati, abbiamo rigirato la macchina e siamo arrivati alla fine, abbiamo sostituito il vetro davanti, alcuni vetri, e quell'anno lì era l'85, e questa è la coppa relativa. Abbiamo vinto il campionato, pensa, abbiamo conseguito un punto, e quel punto lì è stato determinante per aver vinto il campionato italiano di rally. Ecco, mai mollare, mai fermi. Ma se ti ringrazio, so che questo qua è tipo la caverna di Batman. Posso dirti che è la prima volta che un esterno viene a vedere questa mia collezione, questo mio museo, il mio museo personale, diciamo. Ecco, qua ti faccio vedere, ci sono le coppe. Questa, dicevo, è la coppa del 1974, la prima gara di motocross, che insieme a Beltrame, Sandro Beltrame, il mitico Mauro Moregola, i contaminanti dal manetta pesante, ci confrontavamo a Santa Maria in Punta, bei anni. Grande Massimo. Ciao ragazzi. Comunque vada, sarà un successo. Sempre un successo. Ciao.